nostra regione massima attenzione al caro energia che sta flagellando, mettendo in ginocchio le imprese. Sì, massima attenzione perché adesso è il tema più rilevante, perché questo Paese non può permettersi di perdere neanche un'attività economica. Usciamo da un periodo difficile e ricostruiamo, teniamo in piedi il Paese se regge l'economia. È molto più importante l'insieme delle aziende di 1000 PNR, perché la ricchezza di questo Paese è fatta da tutte le aziende che aprono la mattina, danno lavoro, fanno investimenti, pagano stipendi. Se noi non proteggiamo il sistema economico salta il Paese e non c'è intervento pubblico più utile ed importante in questo momento che quello che serve a mettere in sicurezza i conti delle aziende e delle famiglie. Oltre Il tessuto sociale, perché subito dopo che avremo in qualche modo estetizzato l'effetto delle bollette bisognerà pensare all'inflazione, che è l'altra cosa che sta decimando e uccidendo il Paese. I redditi medio-bassi, soprattutto quelli, stanno scoprendo di avere il 10-15% di possibilità di acquisto in meno. Significa che prima con 1000 euro, prima pagavo 1000 euro, adesso mi costa 1150 e se no i 150 in più vuol dire che devo ridurre i miei consumi. Allora, noi non possiamo permettere che chi lavora, chi si è guadagnato uno stipendio, non sia in condizioni di sopravvivere.